abbiamo invitato il professor Giulio Cozzi, che è professore all'Università di Padova. Mi soffermo un attimo su quella che è l'attività del professor Cozzi. Sicuramente per riconoscere tutto il suo percorso di studi e il suo percorso lavorativo, ma anche perché questo ci consente di capire, diciamo attraverso quello che vi dirò adesso, l'attività che sta svolgendo, l'attenzione che c'è rispetto all'alpeggio, rispetto all'attività, non solo l'alpeggio, ma a tutta la zootecnia di montagna, di cui da diverso tempo il professore si occupa. Per partire dall'inizio, il professore è di Pontebba, e quindi mi ha detto che ci tiene a sottolineare le sue origini, e soprattutto probabilmente è stato influenzato nelle sue scelte successive dal fatto che a 12 anni andava in Malga Tratten e Auernitz, per cui ha fatto un'esperienza anche direttamente da ragazzo, probabilmente l'ha segnato poi successivamente. Allora, dicevo che è professore all'Università di Padova del Dipartimento di Medicina Animale, Produzione e Salute. Diciamo che la cosa che mi interessa così raccontarvi è che dal 2016 è presidente di una società, la SOZOALP, Società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici, che anche in Friuli abbiamo più volte ospitate, e diversi anche professori dell'Università di Udine e altri sono membri di questa associazione, che è sempre un'associazione importante perché si focalizza appunto sulle questioni che riguardano i sistemi alpini, zootecnici alpini. E poi è interessante perché è coordinatore di un nascente gruppo in seno alla Società Europea di Produzione Animale, un nascente gruppo che si sta focalizzando ancora di più su quelli che sono i sistemi zootecnici alpini, quindi tutte le problematiche connesse. Oltre che essere un esperto in Unione Europea dei sistemi di valutazione dei progetti, di monitoraggio dei progetti europei. Quindi ho voluto raccontarvi questo perché insomma ascolteremo la parola da una persona che si sta veramente dedicando a questo ambito produttivo. Quindi prego, la parola a te. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per ospitarmi oggi qui in quel di Monzo. Come dico, forse nel mio DNA la montagna c'è entrata ben prima dei miei studi accademici, quando a 12 anni facevo il pastore in Malga a Pontebba. L'argomento di oggi è fare alcune riflessioni appunto su questo sistema malghe, no? E in questo senso io porterò alcune esperienze personali che ahimè vengono però da una palestra che è diversa da quella della montagna friulana, perché io mi occupo di malghe in un ambito che è quello del Veneto e in particolare dell'altopiano di Asiago. Tuttavia i problemi delle malghe sono assolutamente trasversali e riproducibili in ambiti territoriali anche molto diversi. La premessa da cui partiamo è che sostanzialmente un corretto alpeggio, un corretto uso della malga dovrebbe essere quello di creare un equilibrio tra le esigenze degli animali e quello che è la corretta gestione del pascolo. Diciamo che è naturalmente, sembra qualcosa di estremamente semplice, nella realtà non lo è. Graficamente io vorrei così illustrare quest'idea in questo modo, no? Noi dobbiamo cercare la migliore combinazione tra quello che sarà l'animale che utilizzerà un determinato ambito territoriale e quelle che sono le caratteristiche, diciamo, di questo ambito territoriale, soprattutto gli aspetti legati alla qualità dell'erba, al foraggio e quant'altro. Questo equilibrio si deve trovare ponendo l'animale da una parte, che ha dei fabbisogni che derivano ovviamente dalla sua mole, quindi le diverse razze, capite? Una frisona è molto più pesante, molto più impattante per esempio di una grigia per quanto riguarda i suoi semplici fabbisogni di mantenimento, lasciando al di fuori la produzione e poi ovviamente la produzione. Questi fabbisogni però devono anche spesso essere corretti, perché? Perché quando parliamo di una malga ovviamente dobbiamo tener conto anche che ci sono dei fattori come la pendenza, la disponibilità dell'erba che possono modificare radicalmente i fabbisogni. Se un animale deve muoversi molto per trovare l'erba,
ovviamente spenderà molto più energia di un animale che davanti a sé ha un bel tratto rigoglioso, pianeggiante. Quindi questo fa parte di una corretta determinazione, no? Poi dei carichi. E poi ci sono dei fattori di disturbo, in particolare sicuramente la zootecnia è cambiata, è difficile trovare oggi nelle malghe per esempio delle mandrie stagionalizzate, cioè mandrie che vanno in malga con tutte le vacche che hanno 6-7 mesi di lattazione, sono già gravide, quello che noi insegnavamo in alpicoltura tradizionalmente. Oggi in malga ci sono vacche che partoriscono, c'è poco da fare. Oggi in malga troviamo animali che arrivano da aziende diverse, pensate a Malga Montage per esempio, no? Quindi capite che la gestione non è così semplice. E poi dall'altra parte c'è l'aspetto legato alla gestione del pascolo. Il pascolo rappresenta, vorrei dire, l'oro di una maglia, no? Questo alimento preziosissimo deve essere tutelato. Deve essere tutelato come? Attraverso due sostanziali, diciamo, azioni. Da una parte sfruttando l'erba. Gli animali devono mangiare l'erba, non devono girare in malga per fare un soggiorno estivo, quale quello che potremmo fare noi andando a fare una bella gita in una malga alpina. Devono avere il naso sempre attaccato al terreno, dicevano i malgari una volta, non guardare per aria. La seconda cosa è in realtà che, così come dobbiamo utilizzare il foraggio, è fondamentale anche controllare le infestanti. Perché? Perché è chiaro che se noi non controlliamo le infestanti andranno a seme e progressivamente noi avremo una deriva negativa dal punto di vista qualitativo dell'erba di un pascolo. Ovviamente anche questo tipo di esigenze possono essere controllate come? Beh, innanzitutto sicuramente con il carico. E in questo senso io credo che sia molto importante oggi per molte malghe, credo anche per alcune malghe friulane, rivalutare, ricalcolare bene i carichi alla luce di come le malghe sono cambiate. Spesso molte malghe sono chiuse in termini di ettari di foraggio, si sono alberate, quindi è molto importante una corretta definizione dei carichi. Poi però ci sono due fattori di disturbo in questo sfruttamento dell'erba delle malghe. Il primo è quello su cui io parlerò forse un po' più dettagliatamente, ovviamente le integrazioni, chiamiamolo mangime, e ne parlerò in maniera un po' più approfondita tra un attimo, ma poi ce n'è un altro che rappresenta una novità secondo me di cui avremo molto a che fare nei prossimi anni, ovvero le predazioni. Di cosa sto parlando? Sto parlando del ritorno dei grandi carnivori. Quando il 27 luglio scorso il Messaggero Veneto presentava questo titolo con un bellissimo filmato, anche se voi andate su YouTube, relativo a questi meravigliosi lupacchiotti, io, memore delle esperienze che vivo quotidianamente in Lessinia, su Grappa e in Asiago, dentro di me ho pensato una sola parola: auguri. Auguri perché? Perché i predatori non devono spaventarci dal punto di vista di quello che è il fatto che potranno mancare qualche ovino, qualche manza, ci sono i rimborsi, cioè, ma cambia in presenza della predazione, cioè in presenza di un rischio che l'allevatore dovrà affrontare, io spero quanto più remotamente possibile nelle malghe friulane, cambia completamente l'approccio degli allevatori verso le malghe. Si va con meno animali possibili, si va per prendere la PAC, quindi si chiedono riduzioni dei carichi, si torna a casa prima che si può, quindi cambia completamente la gestione della malga. Chi ne farà le spese? Ovviamente saranno i pascoli, capite? Ecco perché da parte mia c'è una preoccupazione. Io non ho soluzioni, non devono venire certamente da me, ma questo sarà un nuovo, diciamo, protagonista con cui dovremo in qualche modo rapportarci. Ma torniamo al discorso delle integrazioni. Quindi capite, in malga gli animali ricevono del mangime, è correttissimo. L'importante è che questa quantità sia
quella utile e corretta per quell'equilibrio di cui parlavo all'inizio della mia chiacchierata, perché nel momento in cui noi spostiamo troppo verso il mangime l'attenzione agli animali, gli animali perderanno l'attenzione per il foraggio. Il mangime è molto più appetibile, è molto più energetico, fa gola alle vacche, capite? E quindi trovo più che logico che il loro comportamento nei confronti dell'attività di pascolamento si modifichi. In questo senso io, ecco, ci tengo a dire che informazioni relativamente a queste tematiche a volte ci dicono, mi dicono, no, Sordo Alba, non dite, non fate, ci sono tante informazioni disponibili. Io vi cito addirittura un quaderno disponibile che potete scaricare, vedete, da un sito internet su queste tematiche su cui ragionare, no? Certamente quando parliamo di integrazioni, perché le facciamo? Perché gli allevatori fanno? Perché giustamente l'erba è un substrato ricco di fibra, un po' povero di energia, e se noi pensiamo che la vacca possa, tra virgolette, produrre, oltre che sopravvivere al pascolo, probabilmente le produzioni che porteremo a casa saranno molto limitate. Quindi giustamente l'integrazione deve sostenere l'animale per quella che è la sua produzione, ma attenzione, perché non deve eccedere. Io vi faccio vedere davanti a voi, vedete un grafico, la parte in alto vi fa vedere chiaramente come ci sia una relazione molto stretta tra quantità di mangime e produzione di latte, e sotto sembrerebbe, questi sono dei dati di alcuni miei colleghi ottenuti in alcune malghe del Trentino, sembrerebbe che sostanzialmente l'integrazione non modifica l'interesse delle vacche per quanto riguarda il consumo dell'erba. Però voi guardate la parte destra di questo grafico e vedete chiaramente, vediamo se compare quanto io, vedete che, ecco, sta comparendo, più noi aumentiamo la quantità di mangime e più l'interesse degli animali verso il pascolo cade. Ma è legittimo, non abbiamo scoperto niente. Quello che però noi ci portiamo a casa da questo tipo di comportamento sono una serie di problemi, no? La vacca cambia completamente il suo modo di pascolare, perché sa che in realtà qualcuno le darà 1, 2, 5 kg di mangime. E quindi, ma perché andare in giro? Vorrei dire, no? Banalmente, se i funghi li trovassimo in quel prato lì, non faremmo ore e ore dal bosco a Ciri Fons, no? Giusto? Bene, cerchiamo di antropomorfizzare questo tipo di comportamento. La vacca è tutt'altro che stupida, credetemi, io ci sto lavorando da una vita e ho ancora molto da imparare, e quindi è chiaro che nel momento in cui l'animale sa che è in casera, che trova l'energia che gli serve, tutto pensa tranne che andare in giro a cercare. Quindi quello che ci portiamo a casa è che la malga verrà sottoutilizzato, che le vacche utilizzeranno le superfici a pascolo soprattutto come luogo per una bella riposante defecazione, si muoveranno pochissimo, dove tenderanno a defecare arriveranno le ortiche in quantità notevole, il bordo bosco si chiuderà perché la felce intanto avanza, perderemo biodiversità perché chiaramente le vacche mangeranno solamente le migliori essenze, tutto il resto lo lasciano lì perché tanto il mangime le aspetta felice. Quindi abbiamo una deriva che inevitabilmente porterà una malga ad una perdita di qualità. Ragioniamo in questo senso. Ma non basta, c'è un altro aspetto fondamentale. In questo equilibrio, no? In questo ménage à trois, animale, mangime, malga, c'è anche poi un altro prodotto di cui oggi mi pare, o meglio non oggi, circa da una settimana state discutendo e festeggiando, ed è il formaggio. Il formaggio. Qual è la ricaduta sul formaggio di una integrazione troppo elevata? Beh, direi che è una ricaduta decisamente negativa. Perché? Perché, permettetemi, l'erba è quella che è definito il tesoro, è il presidio dell'eccellenza casearia. È l'erba che fa i formaggi delle maghe. Andate a vedere il colore di quella pasta è un colore che non troverete mai in un latte prodotto a livello intensivo in una stalla di pianura. L'erba trasferisce nei formaggi a latte crudo tutta una serie di sostanze aromatiche, no? Noi oggi parliamo oramai, come nel caso del vino, parliamo di un terroir,
per quanto riguarda i prodotti caseari. Un terroir che è fatto di appunto erba del pascolo, animali che pascolano, vacche che pascolano e poi mani sapienti di casari, mani educate che fanno che quel latte diventi poi un'eccellenza casearia. Oggi noi con la ricerca questo terroir lo abbiamo studiato, conosciuto, ci sono oramai dei marker, noi sappiamo benissimo con le tecnologie moderne che la chimica organica ci mette di fronte alla sensoristica, un formaggio sappiamo bene da dove viene, da che filiera viene, addirittura fra poco diremo da che malga viene, riusciremo a zonizzare in maniera, no, questo è il lavoro di quelli che devono scrivere le pubblicazioni, ma non è di questo che vi voglio parlare. Quello che mi interessa è che questo terroir alla fine della fiera è fatto anche di cose davvero interessanti dal punto di vista nutraceutico, perché oggi i consumatori quando parlano degli alimenti di origine animale ne parlano poi sempre male, no? Bisogna mangiare carne, non bisogna mangiare formaggio, tutto sembra che sia legato a questo. Bene, quando parliamo di un formaggio di malga bisogna parlarne molto bene, perché un formaggio di malga ci porta in bocca acidi grassi polinsaturi, coniugati dell'acido linoleico, tutte sostanze per le quali è provata anche un'attività anticancerogenica. E poi guardate le vitamine, vitamina E, vitamina A, che naturalmente, non con le pillole dell'integratore che compriamo in farmacia, noi possiamo assumere, capite? Queste sono le cose che la gente deve sapere e che la gente deve anche pagare, mi permetto di dire, da un certo punto di vista, quando compra un formaggio di malga. La realtà però deve essere chiara che queste cose sono però legate a una gestione della malga, della vacca in malga, che non deve ovviamente diventare sempre più ricca di mangime, perché inevitabilmente, io questa cosa la dico, la ripeto ai malgari ma anche ai caseifici alpini, ricordiamoci sempre che nel momento in cui noi abbiamo degli animali che mangiano buona parte della propria energia dal mangime, quello che succede è quello che vedete. I formaggi inevitabilmente cominciano una deriva dal punto di vista organolettico qualitativo che li porterà ad essere fratelli simili e molto più costosi, sicuramente il Presidente lo conferma, di un analogo prodotto fatto in pianura. Questo non è il vostro obiettivo, non è il nostro obiettivo, guai fosse così, è la fine dal punto di vista economico, dal punto di vista gestionale. E quindi questo problema, capite, che io spero in pochi minuti di aver così affrontato, è un problema che è diventato molto importante, per esempio nell'altopiano di Asiago. L'altopiano di Asiago è qualcosa di importante dal punto di vista alpicolturale, 77 malghe pubbliche, 4.000 vacche alpeggiate, quindi sono numeri importanti. Vedete, circa 50, quasi 60 malghe che mungono latte, 31 lo trasformano, 26 lo portano nei caseifici. È una realtà importante. In questa realtà si è capito, la settimana scorsa ad Asiago c'era una manifestazione che si chiama Made in Malga, 100.000 persone in 3 giorni, cioè veramente una visibilità importante. Dicevo, in questa realtà si è capito che quel rischio di diventare fratelli poveri della pianura era un rischio concreto e andava tutelato. E allora cosa si è fatto? Io tanti anni fa, io ricordo l'allora assessore Marsilio che io incontrai a Piancavallo tanti anni fa e gli feci vedere queste cose qua e lo vedevo interessato, sono contento. Bene, oggi io ve le ripeto perché sono sempre le solite cose. Quello che ideammo mi chiamarono a Padova, Cozzi mi devi dare una mano, era una persona anche, vorrei dire, un grande amico, il figlio dello scrittore Mario Rigoni Stern, che era il gestore per la locale comunità montana di queste 67 malghe pubbliche. Dovevamo fermare quella deriva del mangime. E allora, sfruttando l'allora legge della Regione Veneto, fissiamo al 20% la quantità massima di concentranti per coprire il fabbisogno delle vacche. Uno dice, ma chissà che calcoli hanno. Guardate, io sono una persona molto ignorante e quindi molto semplice. Come si fa a fare una roba del genere? Beh, insomma, per ciascuna malga si fa un po' una radiografia
Da una parte si guarda la malga e la sua vocazionalità, quanta erba, che tipo di erba, che pendenze, dall'altra parte si guarda l'utente, che va, che ha, e quanto producono all'inizio dell'alpeggio. Non so, un semplice rapporto della, io la chiamo APA, no? L'ultimo controllo di maggio ci dice più o meno la media produttiva e si calcola un fabbisogno, ok? Un fabbisogno medio per quella mandria, per quella maglia. Dopodiché si usa il buon senso però. Ecco, una cosa importante, non dobbiamo fare i carabinieri nelle maglie, per l'amor di Dio, ce n'è già troppi, no? Dobbiamo semplicemente ragionare insieme al malgaro, quindi non so, come in questo caso, se una maglia dovrebbe mediamente distribuire 3 kg di mangime, ovviamente considerando che in maglia avremo animali che produrranno di più, animali che produrranno di meno, alla vacca che fa 25 kg di latte daremo 4-5 kg di mangime, a quella che ne fa 10 gliene diamo 1, quindi lasciamo che il malgaro con la sua giusta esperienza ci dia un equilibrio nel rispetto ovviamente del benessere degli animali, perché gli animali devono stare bene in maglia, non devono partire, non devono essere alla fame, per l'amor di Dio, guai, ok? Quindi usiamo il buon senso, questo ci vuole bene. Io proposi questo sistema, lo applicammo in Asiago e quello che fu il risultato del primo anno, vedete, sostanzialmente 2/3 delle maglie erano già in equilibrio, quindi non si tratta di fare la rivoluzione contro nessuno, però 30% delle maglie davano molto mangime e guarda caso chi erano quelle maglie, quelle che alpeggiavano soprattutto Frisone. Andare in maga con la Frisona significa andare in maga con la Ferrari, fatta poca strada secondo me, visto anche le strade delle nostre maghe alpine, giusto? Portare la Frisone a montagna secondo me è una barbarie dal punto di vista zootecnico, contro ogni benessere animale. Ci vogliono gli animali giusti, nelle maghe giuste. In pochi anni questa mentalità è stata consolidata e le Frisone sostanzialmente non sono più protagoniste dell'alpeggio, sono protagoniste della pianura, per l'amor di Dio, lì fanno strisce, nessuno osa come dire, far tremare il loro impero, ma su certi ambiti è giusto definire gli animali corretti da monticare: pezzate rosse, grigie, rendene, bulline. Si può fare un buon lavoro. Ora mi chiedo, e il Friuli? Ecco, io non ho un'esperienza professionale diretta, ma io trovo che per quanto riguarda la situazione friulana ho trovato ottime informazioni, mi permetto di dire, in questa pubblicazione che recentemente è stata fatto a cura di un amico, di una delle persone che io considero veramente professionalmente molto capace per quanto riguarda la vocazionalità, lo studio di quella che è la potenzialità di una maga alpina, che è il dottor Pasolini. Bene, in questa pubblicazione voi trovate tante informazioni, scaricatela, è disponibile anche questa sul sito Sozoal. Per un malgaro friulano ma si nega a cosa si scrive nel suo ambito dove lavora, e magari vediamo di fare vedete di fare un ragionamento, non vediamo, io sono lontano da qui spesso e volentieri, ma si può ragionare. E poi secondo me, ed è importante, il lavoro del malgaro va consolidato, cioè sto andando verso la strada giusta? Chi me lo può dire? Ma ci sono 2 risposte, gli animali ma anche il formaggio. E noi ad Asiago, per controllare quello che i malgari fanno, non andiamo a controllare quanti camion di mangime salgono, non è questo lo spirito. Io ho sempre pensato che ci possono essere delle informazioni interessanti che ci vengono dagli animali o dai prodotti, e quindi vi faccio vedere 2 esempi di un controllo indiretto di come il latte viene prodotto in una malga. Il primo lo abbiamo controllando una matrice poco nobile, che è, posso dirlo, la mierda. Ragazzi, le feci di una bovina sono una carta d'identità della sua alimentazione, ma anche in umana, non stiamo scoprendo niente di particolare. Allora, cosa abbiamo fatto? Io ho avuto un mandato dalla regione anni fa: trovami un modo per controllare come vengono alimentate le vacche in malga. È un sistema semplice, riproducibile, un bel campione rappresentativo delle feci di una malga, capiamo subito quanto amido viene distribuito, e l'amido non è proprio una cosa che si pascola, no? Un esempio. Un secondo esempio altrettanto interessante:
Vi ho detto prima, no? Pascolare significa arricchire il latte e i formaggi naturalmente di vitamine. Guardate il confronto tra il contenuto di vitamine nel latte di una vacca che pascola e di una vacca che mangia una dieta, chiamiamola di tipo aziendale. Bene, cosa ha fatto un caseificio di Asiago che raccoglie il latte delle vacche che pascolano? Perché i soci sono obbligati, non possono trasformare autonomamente. Anni fa abbiamo fatto una filiera, si chiama Grünalpe, per valorizzare quel latte in caseificio. Bene, oggi quel caseificio paga i suoi conferenti sulla base della produzione e sulla base del contenuto di vitamina E e di vitamina A. Quello è la miglior carta d'identità di quanto stanno pascolando le vacche, capite? Questo si può e si deve fare. Ultimo però, secondo me, è fondamentale che il lavoro che si fa in malga venga venduto bene. Un formaggio di malga non può valere 6 euro, questo è svilire un prodotto. Io so che alla fine della stagione dell'alpeggio passeranno i commercianti e lì ai buttini bes, no? Quei 4 soldi per portare a casa, trattandoci quasi come dei poveretti. Questo non è dignità, non è etica, e per arrivare ad avere etica bisogna comunicare. Questi sono momenti che dovete riproporre, io dico giustamente, se non con me, ne avete bravissimi relatori nella vicina Università di Udine. Comunicare, la gente deve sapere cosa significa andare in malga, cosa significa vivere in malga. Pierre Nuttall sa la fatica che si fa ogni giorno in malga, e la conte di oggi tanti, lo dico in friulano, mi spiego. E quando la gente sa e vede, la gente paga, perché entra in quell'ottica di etica. Ma non deve pagare per, vorrei dire, miseria, anzi deve pagare perché dentro quel pezzo di formaggio che si porta a casa c'è sicuramente un uso virtuoso delle risorse locali, un limitato trasporto di energia da chissà dove, pensate dove viene il mais oggi, dove viene la soia, chi lo sa. Paga perché sta sicuramente tutelando anche un paesaggio e la biodiversità, se quella malga sarà gestita bene, ma paga anche, mi permetto di dire, perché si porta in bocca qualcosa che è un'eccellenza alimentare per quanto riguarda gli aspetti strettamente organolettici, ma anche qualcosa di mangiare che fa bene alla salute, pensando al contenuto di sostanze nutraceutiche, di quello che ci fa bene. Allora, se siamo partiti, no, in questa mia chiacchierata dicendo che ci deve essere equilibrio tra animali e malga, io vorrei concludere dicendo che alcune semplici regole gestionali possono fare veramente la differenza, sia per quanto riguarda ovviamente la tutela di una malga, ma anche e soprattutto per quello che oggi voi qui premiate, che è la qualità del formaggio. E quindi, con un ultimo sguardo a quello che io amo, che sono le mie Giulie, io sono un camminatore feroce di queste montagne, io vi ringrazio per avermi chiamato questa mattina. Allora poi rimandiamo alla discussione successiva dopo l'intervento del collega Ennio Picchino. Per chi non conoscesse Ennio, credo che quasi tutti lo conoscono qua, sono ormai da diversi anni che con anche Giordano Chiopris danno assistenza tecnica alle malghe della regione, occupandosi appunto della trasformazione, ma anche da qualche anno della potabilità dell'acqua, con 24 impianti di potabilizzazione che sono di proprietà di ERSA, vengono seguiti da loro due, insomma, durante il periodo di moltiplicazione. Diciamo che ha anticipato Giulio Cozzi il tema che tratterà poi Ennio,
e cioè capire anche dal prodotto, quindi dall'assaggio dei formaggi, dalle loro caratteristiche, quella che è la qualità, quello che è il valore, insomma, di questo prodotto e poi di tutto il lavoro il Malga ha fatto, ed è una delle cose che sono valutate in queste commissioni, che sono le commissioni di valutazione dei formaggi ricotta e anche formaggi caprini, di cui ci siamo occupati ieri e di cui adesso Ennio vi parlerà. Bene, allora, visto che questa discussione questa esposizione sulle commissioni serve proprio a dare un chiarimento, spero inequivocabile, su come vengono valutati questi formaggi dalle commissioni. Più delle volte è un lavoro così che rimane all'oscuro, ci si trova poi alla fine con le premiazioni, con i podi, eccetera, però non è stata data informazione sufficiente su come queste commissioni sono organizzate, sono gestite e in che modo valutano. Allora, quest'anno abbiamo convocato 2 commissioni, una che si è occupata dei formaggi di Malga, la seconda delle ricotte affumicate, e per la prima volta avevamo alcuni caprini che era giusto anche portarli alla luce e dare visibilità a chi si impegna in Malga, oltre a fare il formaggio al latte vaccino, a lavorare anche contemporaneamente e separatamente, con caldaie separate, a lavorare un po' di latte caprino, e questo mi sembrava doveroso da parte di EFSA portare alla ribalta anche queste microproduzioni. Ogni commissione era costituita da un presidente valutatore, da 4 segretari, cioè dal segretario e da 4 commissari valutatori. Le produzioni caseari a concorso, e questo ci tengo a ribadire, sono state valutate dalle rispettive commissioni in forma assolutamente anonima. È stato predisposto quel nastro adesivo in modo che non sia visibile il nome del produttore, il nome della malga, la data di produzione. A ogni forma è stato dato un numero di riferimento, abbinato poi ovviamente alla malga, e questo le commissioni conoscevano solamente i numeri, quindi hanno valutato in modo assolutamente anonimo. Hanno valutato il formaggio di malga, qui vediamo un'immagine, un formaggio in malga al momento del taglio della prima forma. Il taglio della prima forma lo si fa a croce, come si fa il primo taglio della cagliata e come si fa il taglio solitamente anche dalla polenta, che tutti conosciamo. Identificazione delle forme su una scheda gestita esclusivamente dal segretario, è stato abbinato al numero il nome della malga e il conduttore. Quindi è stata eseguita questa dalla segreteria e questo è stato fatto ovviamente precedentemente alla convocazione della commissione. Gli abbinamenti sono stati resi noti alla commissione solo alla fine delle valutazioni per la stesura delle classifiche. Le schede di valutazione, anche questo tengo a precisare, ho voluto portarvi l'esempio della scheda di valutazione del formaggio. Abbiamo l'aspetto esterno della forma con una valutazione che va da 1 a 10, gli aspetti della pasta, quindi colore, occhiatura e consistenza, e questo anche qui avevamo un punteggio in decimi. L'insieme dell'aspetto così visivo esterno e della pasta valeva il 40% della valutazione complessiva. Il resto 60% della valutazione veniva determinato attraverso le caratteristiche organolettiche, e quindi odore, sapore, odore, aroma, sapore e la struttura e la solubilità di quello che uno percepisce in bocca man mano che procede in questa valutazione. Le tabelle sono, ogni commissario aveva la sua scheda cartacea, che poi tutti i dati sono stati trasferiti in formato Excel
e questo determinava il valore totale, il punteggio totale di ogni forma e di ogni commissario. Alla fine dal punteggio totale sono stati abbinati il nome della marca del conduttore. Con la scheda finale si è potuto delineare appunto la classifica complessiva. Questo era per quanto riguardava il formaggio di Marga. Anche per la ricotta affumicata è stata predisposta una scheda analoga a quella del formaggio, solo che al posto del descrittore dell'occhiatura si considerava la presenza o meno dei granuli di cagliata, di residui di cagliata, perché questo è da ritenersi come un difetto. Se uno non raccoglie bene tutta la cagliata al momento del recupero del formaggio, poi rimangono i granelli dentro al siero. Si possono comunque recuperare intorno ai 70 gradi sull'affioramento della prima schiuma, ma se questo il casaro non lo fa, questi granelli rimangono nella struttura della pasta, che danno un valore più basso nell'aspetto così esterno, ma anche poi nella struttura della ricotta. Passiamo alla scheda dei formaggi caprini, che anche questa rispecchia esattamente quello che abbiamo detto per la scheda dei formaggi, tranne che per la dimensione della forma. Le forme noi abbiamo accettato per il primo anno formaggelle che avessero un peso tra i 700 grammi e il chilo e mezzo, delle cacciottine così stagionate. Le premiazioni che si svolgeranno dopo, alla fine di questo convegno, è previsto per il mezzogiorno, le svolgeremo all'interno del caseificio e verranno premiati i primi 3 classificati per i formaggi di Malga, altrettanto per le ricotte affumicate ed infine per i caprini di Malga. E poi io ho messo un interrogativo: ci siamo impegnati con la mia collega, come abbiamo fatto in un'altra occasione precedente, le segreterie delle commissioni nei giorni seguenti elaborerà dati e riflessioni dei valutatori nelle rispettive categorie e redigerà un'apposita scheda con i valori del prodotto comparato ai valori medi di riferimento, così ognuno, per ogni prodotto, riceverà a casa la scheda tecnica con la fotografia del suo formaggio, della sua ricotta, della sua cacciottina di capra, con tutte le valutazioni che ha ricevuto raffrontate ai valori medi di tutte le valutazioni. Tengo a precisare che i numeri complessivi di questo lavoro di Excel di raccolta dei dati abbiamo inserito più di 2000 valutazioni, quindi è stato un lavoro veramente impegnativo dal punto di vista della gestione. Grazie per l'attenzione.